si mette subito davanti dopo 4 vasche, 1-2-14 il suo passaggio, e dunque miglior tempo della Lucchese al momento 4:21.96, tempo della Pravato quarta in precedenza 4:24.64, potrebbe essere un tempo di riferimento per l'accesso alla finale. Presentiamo intanto la prima batteria delle 4 previste per il settore maschile: in 3 Riccardo Rossi, 4 Matteo Lisset, 5 Davide Bonotto, 6 Nemanja Zivkovic. Vittoria Grotto dopo il primo 100 iniziale 32-28, i suoi terzi 50. Ci avviciniamo alla virata di metà gara con l'atleta di casa, cuffia azzurra per lei, 2:7.09 il suo passaggio, ancora sotto i 33 secondi, 32:67 questa frazione, questi quarti 50. Vittoria Grotto specialista, abbiamo detto, di queste distanze dello stile libero, anche dei 200 naturalmente, è stata più volte medagliata ai giovanili in queste gare, è stata anche in Coppa Komen con la nazionale giovanile della categoria ragazzi, finalista nei 200, 400 e 800, nonché medagliata di staffetta 4x2. Attenzione, è stato consegnato qui alla postazione microfonica il cartellino di Arianna Casarotto, Città Sport Vicenza. Tanto 32,76, anche quinti 50, vediamo se si mantiene anche in questo caso al di sotto dei 33 la Grotto, che mira ai 300, sale sopra in questa frazione, 33,12 per lei. Alle sue spalle la Faronato in seconda posizione, che in passato è stata medagliata anche lei ai criteri nei 204 stile, e la Grasso al momento terza. Abbiamo ricordato per lei l'argento allo stadio del nuoto di Riccione nella prova dei 200 stile libero. Giulia Grasso, atleta del 2000. Vittoria Grotto. (4:21.96) miglior tempo, 4:24.64 al momento, un tempo che potrebbe servire per accedere alla finale. Lotta interessante tra la Faronato, Grasso, Moretto e Zamboni, 4 atlete vicinissime tra loro. Intanto Vittoria Grotto alla vittoria, 4:18.46 ottiene il miglior tempo assoluto, e poi Faronato 4:22.70, così come la Zamboni, e 4:22.81 per la Grasso. La Moretto 4:23.38, dovrebbero essere tutte quante